Video 8. Ricorso in tribunale. Ricorso significa appello in tribunale. Hai diritto di fare ricorso contro la decisione della commissione e per questo hai bisogno di un avvocato. Se non conosci avvocati, chiedi aiuto ad associazioni che proteggono i diritti dei rifugiati. Ad esempio, chiedi aiuto all'ARCI, al Centro Astalli, al Consiglio Italiano per i Rifugiati, il CIR. Se non puoi pagare l'avvocato, chiedi assistenza gratuita. L'avvocato ti chiede di firmare un foglio in cui dichiari che non hai soldi per il ricorso. In Italia puoi fare ricorso fino a 3 volte, se l'avvocato pensa che hai la possibilità di avere protezione. La prima volta puoi fare ricorso se la Commissione riconosce la protezione sussidiaria e tu pensi di avere diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione riconosce la protezione umanitaria. La Commissione rigetta la tua domanda. Durante il ricorso hai diritto ad un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, valido 6 mesi, che puoi rinnovare fino alla decisione del giudice. Il giudice comunica all'avvocato quando puoi chiedere il permesso in questura. Il permesso per richiesta di asilo dà diritto a partecipare a corsi di formazione e a lavorare, ma non puoi convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro. Hai diritto all'accoglienza nello SPRAR o nel CARA. Se già sei nel CARA, rimani fino alla decisione del giudice. Se sei trattenuto nel CIE, rimani nel centro fino alla decisione del giudice e per tutta la procedura di ricorso. Per legge puoi rimanere nel CIE per un periodo massimo di 12 mesi. Se i motivi del trattenimento non sono più validi, hai diritto ad uscire dal CIE e puoi chiedere accoglienza. Il giudice può riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere la protezione sussidiaria, riconoscere la protezione umanitaria, rigettare il ricorso. Rigettare il ricorso significa che è valida la precedente decisione della Commissione territoriale. Riconoscere la protezione significa rimanere in Italia con un permesso di soggiorno. Per avere più informazioni sul riconoscimento della protezione, guarda il video 9. Riconoscimento protezione internazionale. Per legge, il giudice decide entro 6 mesi, a partire dal momento in cui il tuo avvocato presenta il ricorso in tribunale. In realtà, i tempi possono essere più lunghi. La Corte può riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere la protezione sussidiaria, riconoscere la protezione umanitaria, rigettare il ricorso. Per legge, la Corte decide entro 6 mesi dal momento in cui il tuo avvocato presenta il ricorso in Corte d'Appello.
In realtà, i tempi possono essere più lunghi. Dal momento in cui ricevi la comunicazione della decisione della Corte, hai 30 giorni di tempo per fare ricorso alla Cassazione. La Cassazione è il tribunale che decide se fai ricorso per la terza volta. Anche questa volta hai bisogno di un avvocato. Per legge, la Cassazione decide entro 6 mesi dal momento in cui il tuo avvocato presenta il ricorso la terza volta. In realtà, i tempi possono essere più lunghi. La Cassazione può riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere la protezione sussidiaria, riconoscere la protezione umanitaria, rigettare il ricorso. Rigettare il ricorso significa che è valida la precedente decisione della Corte d'Appello. Riconoscere la protezione significa rimanere in Italia con un permesso di soggiorno.